Reddito di cittadinanza, accoglienza tiepida in Veneto, dove al momento non vengono segnalate code o i temuti assalti agli uffici postali o ai CAF. Anzi, comunicano i sindacati, agli sportelli dei CAF, che proprio per l'occasione erano stati potenziati in previsione di un afflusso consistente di persone, non si sono registrate code. Le richieste relative alla misura economica tanto cara al Movimento 5 Stelle sono state sporadiche, nulla di più rispetto agli altri giorni. Che succede? Che in Veneto gli entusiasmi per il provvedimento siano stati fin dall'inizio piuttosto tiepidi è cosa nota, ma a spiegare come mai i quasi 200.000 potenziali aventi diritto non corrano a farsi avanti è la CGIL. Il vero problema, specificano dalla CGIL regionale, è costituito dalla necessità di presentare l'ISEE aggiornato, ed è proprio su questo che si stanno registrando code. Sono tantissime le domande, tanto che gli uffici hanno saturato tutti gli appuntamenti sino alla fine di aprile. Per quanto riguarda gli uffici postali, per evitare ingorghi sono stati individuati alcuni accorgimenti. A Treviso Poste ha deciso di suddividere le giornate in base alla lettera dei cognomi dei richiedenti. L'invito per tutti è quello di presentarsi allo sportello con i documenti già pronti, quindi ISEE, carta d'identità e codice fiscale, magari già fotocopiati, e possibilmente il modulo di richiesta che si può scaricare via internet gratuitamente. Esiste anche la possibilità di inoltrare la domanda direttamente dal web, dal sito www.redditodicittadinanza.gov.it, ma bisogna prima aver attivato lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale.